Eh sì, dovuto, ma sono sempre cose importanti comunque da ricordare, da riconoscere, soprattutto per le persone che sono adesso la memoria storica di questo comune, che hanno vissuto delle sofferenze incredibili. Molti erano bambini, però alcuni si ricordano ancora degli eventi, e poi per ricordare anche queste figure che hanno resistito in un momento veramente drammatico della storia del nostro paese. E quindi onorarle mi sembra il minimo che noi possiamo fare, anche perché poi hanno ricostruito questo paese, possiamo vedere la bellezza, insomma, e quindi penso sia il minimo riconoscerle, ricordarle e premiare questo comune che ha tanto sofferto come tanti altri poi nella zona, insomma. Presidente, il cuore batte forte per questo territorio. Assolutamente. Io la mia infanzia comunque l'ho vissuta in queste zone, quindi per me è sempre un'emozione tornare. Come diceva qualcuno, ho imparato il lavoro nei campi qui con mia nonna, ed è una cosa che mi commuove anche in questo momento, quindi perdonatemi, ma il mio cuore sì, è qui. Qui poi si possono vincere le elezioni, si può diventare, però il bello della mia vita, della mia infanzia è stato qui e non lo posso dimenticare assolutamente. Possiamo fare un applauso a questi amministratori di Cavaso del Tomba che davvero ci hanno messo cuore, tanto cuore. Ma sì, perché comunque viviamo anche una realtà mondiale abbastanza particolare, fra guerre, economie in difficoltà, eccetera. Eppure questi luoghi riescono a mantenere le loro specificità e nonostante questo confrontarsi con il mondo, con tante aziende, tanta produttività. Quindi veramente bisogna fare un plauso alle persone che vivono in questi territori, che rendono vivi questi territori, e alle amministrazioni che riescono a governare in maniera efficiente ed efficace. Presidente, bisogna però anche insegnare alle generazioni prossime che cosa significhi una medaglia d'oro. Bisogna insegnare cosa significhi la libertà, la democrazia, che non sono valori scontati. Io spesso, quando vengono i ragazzi delle scuole alla Camera, cerco di far capire loro che non in tutto il mondo si può votare, anche dove si vota talvolta il voto non è come in Italia, dove si possono scegliere coloro i quali poi amministrano e governano, e non sono cose scontate. C'è chi per darci questa libertà e questa democrazia ha sofferto molto, è morto, e quindi noi dobbiamo assolutamente ricordare questi fatti per poi insegnare alle generazioni future che non è scontato la libertà e la democrazia che noi viviamo. Presidente, a proposito di sofferenza, ieri i funerali dei 3 militari caduti, lei ha anche incontrato le famiglie. Sì, è stato veramente un evento drammatico che lascia senza parole per la ferocia inaudita, per la drammaticità, perché oltre a purtroppo 3 ragazzi caduti ci sono anche numerosi feriti. E il fatto che sia accaduto poi nel nostro Veneto ovviamente ci ha sconvolto, e a me in particolar modo. È veramente, tra l'altro qui ricordiamo comunque anche dei carabinieri che sono caduti. Il ruolo che loro hanno nella nostra vita quotidiana è fondamentale. Spesso purtroppo vediamo anche delle situazioni nelle quali le forze dell'ordine vengono magari insultate. Ecco, ricordiamoci che senza di loro uno Stato non può reggere, ricordiamoci che sono ragazzi, che sono persone di famiglie semplici, spesso e volentieri, e che a volte sacrificano la loro vita per mantenere l'ordine e per tentare di farci vivere in un mondo migliore. Quindi questo è un appello a tutti di ricordare quanto sono importanti le forze dell'ordine.